Io le rispondo in realtà sul protocollo che firmiamo oggi, perché questo è il razionale molto importante ed è propedeutico e strumentale proprio per l'erogazione dell'ADI e del supporto a formazione e lavoro, con grande rispetto verso la fiducia di tutti i cittadini. Oggi firmiamo questo protocollo che fa incontrare due istituzioni per la prima volta, due istituzioni che hanno delle responsabilità altissime, e cioè hanno l'obiettivo di tutelare la fiducia dei cittadini, in primis in chiave propositiva, e se vogliamo va incontro anche al welfare generativo che ho semplificato, ma che sto introducendo e stiamo portando avanti insieme a tutta la struttura dell'INPS. L'INPS e la Procura della Corte dei Conti, quindi la Corte dei Conti, iniziano, oggi non è un punto di arrivo, ma è un inizio di questa collaborazione virtuosa, in chiave propositiva, che per la prima volta parte in questo Paese, ed è secondo me un esempio da portare avanti, da scalabile, come si suol dire, un esempio sicuramente anche per altre istituzioni dello Stato. Dobbiamo tutelare le erogazioni di denaro, e lo faremo anche con controlli ex ante, a differenza un po' di quanto è avvenuto in passato. Ma perché? Perché faccio un esempio banalissimo per tutti. Se voi tutti andate in banca a chiedere l'accensione di un mutuo, la banca non vi accende, non vi eroga i denari senza aver fatto controlli. Ecco che l'ADI e il supporto informazionale sono erogazioni di denaro e sono tutela degli interessi dei cittadini, di tutti. Vogliamo che questa erogazione vada a chi ne ha diritto realmente, veramente, e quindi con la Corte dei Conti, ma anche con le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, con le istituzioni tutte quelle interessate alla tutela dei cittadini. Da oggi parte questa nuova collaborazione in chiave propositiva e in via anche preventiva.